Campo Santo Stefano, la terriaca, farmaco universale. Ritornate sui vostri passi e oltrepassate il ponte dell'Accademia, non mancando di godervi il panorama del Canal Grande, in particolar modo verso la Chiesa della Salute e Punta della Dogana. Scesi dal ponte, attraversate Campo e Campiello San Vidal e fatti pochi passi sbucherete nel vasto Campo Santo Stefano. Arrivati a metà campo, attraversate un po' diagonalmente sulla destra e raggiungete i numeri civici 2799 e 2800. Qui un tempo si trovava l'antica spezieria all'insegna del cedro imperiale. Se guardate bene a terra è possibile vedere ancora alcune forme circolari scavate sul selciato dalla base di alcuni grandi mortai di bronzo. Erano quelli usati per la fabbricazione della teriaca o teriaca, ma anche triaca, uno dei preparati medicamentosi più in voga a Venezia, a metà strada tra il farmacologico e il magico. Alla base almeno una sessantina di sostanze, non ultima carne essiccata di vipera.